Expo, allora in che modo saranno protagonisti i consorzi di bonifica? Beh, in un gran parterre che mette insieme imprese di varia natura, ma con un filo unico che ci lega tutti quanti, l'acqua, la grande attenzione al cibo di qualità, al risparmio di questa risorsa per renderla non solo più disponibile, ma per rispondere a quella grande esigenza che pone e espone nutrire il pianeta energia per la vita. Il ruolo dei consorzi di bonifica oggi è stato ribadito una volta di più l'importanza per il nostro territorio. Ma guardi, questo è un paese, quello italiano, che ha una sfida di crescita, di sviluppo, di tornare ad occupare, non la vince di certo né con le risorse del sottosuolo né con la grande industria. Ci sono cose che verranno fatte soltanto nei paesi delle economie emergenti. Di questo abbiamo la sensazione che il paese, seppure con un po' di ritardo, ma se ne sia accorto. Se deve vincere quindi una sfida di futuro con il territorio e con l'esaltazione dei valori del territorio, questo territorio deve essere intanto sicuro, non deve franare, alluvionarsi, andare sotto esondazione ogni volta che c'è un evento climatico sopra la media, e con i cambiamenti climatici ne avremo sempre di più. Dall'altra parte non può essere un paese che, dopo aver gridato per tutto l'inverno per la troppa acqua, d'estate grida per la siccità. In questo i consorzi di bonifica sono dei protagonisti molto seri, molto concreti, danno delle risposte che si mettono sui territori in confronto con le esigenze degli stessi, per cui rispondiamo ai cittadini sulla sicurezza ambientale, rispondiamo alle imprese agricole sulla disponibilità di acqua. Aspettiamo una legge contro il consumo del suolo. L'abbiamo fortemente auspicata, ci stiamo lavorando anche noi, non perdiamo occasione per in qualche modo sostenere il Parlamento a non farla cadere né nelle pastoie che spesso vengono tirate, né dall'altra parte né in quella palude, diciamo, delle leggi che vengono presentate e che poi muoiono appunto dentro le burocrazie dei due rami del Parlamento. Siamo convinti però che questa sia la volta buona. Ieri il Ministro Galletti ha festeggiato una norma che si aspettava da moltissimo tempo, che punisce in maniera pesantissima gli ecoreati, dei quali noi siamo vittime. I nostri fossi, i nostri fiumi, i nostri canali sono vittime di questi ecoreati, e quindi abbiamo applaudito al Ministro per questo risultato. Sul consumo del suolo faremo altrettanto e siamo esattamente in linea con quello che il relatore Chiara Braga nel suo ultimo intervento ha voluto dire. Si tratta anche qui di una legge di civiltà e di economia.